Eccoci, ragioniamoci sopra, Radio Libertà con voi Giuliano Zulin. Come sempre trattiamo gli argomenti che più ci stanno a cuore, ovvero l'autonomia, l'economia delle regioni e della gente che vive chiaramente nelle regioni e nei territori. Sappiamo tutti che il problema più grosso, a livello anche psicologico, è un po' la crescita che è quella che è in generale dell'Italia, ma anche delle regioni, i servizi offerti a certe regioni, in particolare sanità, ai cittadini non sono eccessi, soprattutto al sud, ma soprattutto c'è un tema, il costo della vita. Il costo della vita che ci ha mangiato un sacco di potere degli stipendi, il famoso potere d'acquisto, e in fondo dobbiamo capire come uscirne. La Lega aveva proposto storicamente le gabbie salariali, ovvero stipendi collegati, diciamo, al costo della vita, una sorta di scala mobile regionale. Poi però chiaramente i sindacati e la sinistra si sono sempre opposti, barricate, anche perché la CGIL fece delle grosse battaglie nel 1969, il famoso autunno caldo, no? Che poi nel 1970 lo Statuto dei lavoratori sancì di fatto la fine delle gabbie salariali. Faccio una breve premessa, ma anche storica, ma non solo. Stranamente, fino a che c'erano le gabbie salariali, ovvero c'era l'Italia divisa un po' in zone, e in base a ogni zona c'erano degli stipendi collegati appunto all'aumento dell'inflazione. Stranamente, dico stranamente, il PIL dell'Italia cresceva a cifre, come dire, sbalorditive, 5, 6, 4, 7% all'anno. Certo era un altro contesto, certo c'era da ricostruire tutto, certo c'era un mondo nuovo da conquistare, la gente aveva voglia di fare, ci mancherebbe altro, c'erano più esseri umani a livello anche demografico, perché poi lo ricordiamo sempre che il PIL lo fanno gli esseri umani, nel senso che è la gente che spende, non certo un robot che spende. Un robot aiuta ovviamente a migliorare la produttività e quindi a fatturare meglio, ma poi se qualcuno non spende, non investe, non si muove nulla. Questo ricordiamocelo sempre. Ora chiaramente siamo nel cosiddetto inverno demografico, non ora, ma ormai da decenni, e quindi è anche ovvio che se ci sono meno bambini, meno esseri umani, ci sono anche meno consumi e quindi meno spese, meno PIL, diciamolo a fin fondo. Detto ciò, un freno comunque ai consumi deriva proprio dal tema che soprattutto nell'ambito praticamente del pubblico impiego, cioè anche nel privato, per carità, però nel privato ci sono i contratti di secondo livello, è stata introdotta adesso nella nuova legge di bilancio la possibilità di aumentare lo stipendio ai propri dipendenti da parte dell'imprenditore con praticamente una flat tax, con pochissime tasse aggiuntive, no? Perché a volte si dice io ti darei 100 euro in più, però 50 me le mangia lo Stato. In teoria adesso, con questo nuovo meccanismo introdotto dalla legge di bilancio del governo, in poche parole non ti mangerebbe i 50 euro, ma te ne mangerebbero 10, quindi su 100 di aumento 90 netti andrebbero al dipendente, che non è male, insomma, ed è anche un segno che darebbe l'imprenditore. Ma sappiamo benissimo che se la macchina pubblica fosse più efficiente ci sarebbero migliori servizi ovviamente offerti ai cittadini, ma nello stesso tempo anche una certa attrattività migliore, no, della pubblica amministrazione, cosa che attualmente insomma un po' latita, nonostante il governo tra l'altro abbia messo sul tavolo un bel po' di soldi, nonostante i veti della CGIL, per aumentare gli stipendi nel pubblico impiego, nella sanità e non solo. Bisogna fare di più, ma forse bisogna fare anche diversamente rispetto a quello che si è fatto finora, ovvero legare l'aumento degli stipendi legare l'aumento degli stipendi al costo della vita. Perché se vogliamo dirla tutta, c'è uno studio meraviglioso che ha fatto l'Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica di Milano, quello di Carlo Cottarelli, praticamente non è che adesso andiamo a prendere un noto sovranista, che ha analizzato in poche parole il peso diciamo del costo dell'inflazione sugli stipendi. Allora faccio per esempio alcuni esempi, no?
Nelle aree metropolitane il costo della vita supera quello dei piccoli comuni in media dell'11%, quindi se stai in una grande città, un'area metropolitana, ti costa la vita l'11% in più. All'interno della stessa macro regione, cioè quindi per dire nord, centro e sud, le differenze tra comuni della stessa tipologia sono in realtà contenute, mentre sono significative ovviamente tra nord e sud. Il costo della vita nei piccoli comuni lombardi supera del 43% quella dei piccoli comuni della Basilicata. Non è poco, cioè non è poco, perché se tu vivi appunto in provincia di Cremona, non è come vivere in provincia di Matera. Il 43% in più, ripeto, parliamo per esempio di un dipendente del pubblico impiego, e quindi può essere di tutti i tipi, e non sono pochi, anche perché sono circa 3 milioni di dipendenti pubblici. C'è una differenza del 43% del costo della vita, ti dimostra anche perché a volte c'è il famoso fenomeno di chi vince il concorso, va al nord, poi dopo un anno fa 1000 modi per tornare a casa, proprio perché il costo della vita è enorme, e lasciando poi scoperti magari dei posti al nord dove tra l'altro vive anche più gente, e servizi tra virgolette che potrebbero essere migliori. Faccio un esempio anche banale della sanità, no? Se la sanità al sud non è efficiente e i cittadini del sud vanno a curarsi al nord, ma non ci sono gli infermieri al nord perché il costo della vita, perché un infermiere magari del sud non vuole andare al nord perché il costo della vita appunto di un piccolo comune lombardo, e un comune lombardo è del 43% in più superiore rispetto a un comune piccolo della Basilicata, voi capite bene che insomma siamo esseri umani e sappiamo far di conto anche se non siamo laureati alla Bocconi, no? Quindi uno cerca chiaramente di risparmiare sulla propria vita, ma questo vale anche per gli insegnanti e non solo. Se facciamo, per dire poi l'esempio, no, tra Milano e Napoli, la differenza è del 50%, 50% di costo della vita diverso. Se vogliamo addirittura andare agli estremi, cioè l'area metropolitana lombarda e il piccolo comune della Lucania, la differenza è del 70%. Cioè ragazzi, cioè se questo ti gela, ti taglia le gambe a una mobilità e anche a delle possibilità da parte di una persona che non so, è nata in provincia di Potenza o in provincia di Matera, di poter, non so, dire vado a Milano o nell'Intra milanese per, tra virgolette, cercare fortuna, per migliorare la mia condizione, per fare con ognuno quello che vuole, chiaramente, per studiare anche banalmente. E cioè, se la vita costa il 70% in più, la differenza appunto tra Milano e un piccolo comune della Basilicata, voi capite bene che c'è un problema enorme. C'è un problema enorme che, se vogliamo andare avanti, per dire, andiamo a vedere poi sempre questo studio qua, no? Abbiamo detto appunto di queste differenze enormi, no? Ma se vogliamo andare avanti, per esempio, le aree metropolitane sono ovviamente in genere le più costose. In cima alla classifica compaiono infatti 5 aree metropolitane, no, che sono praticamente, ve lo dico subito, quelle di 5 aree metropolitane, e sono praticamente quelle presenti in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Veneto, che possiamo conoscerle tutte chiaramente. In queste, il costo della vita nelle aree metropolitane eccede quello dei piccoli comuni appunto dell'11%. La differenza è positiva comunque in tutte le regioni, tranne in Liguria, sebbene l'intensità ovviamente è variabile. In Lombardia la soglia per esempio di povertà a Milano è maggiore del 19% rispetto a quella di un piccolo comune. A Roma la soglia di povertà è del 20% più alta che nei comuni piccoli del Lazio. In Piemonte, Campania e Sicilia la differenza è invece inferiore al 5%. Quindi praticamente per questo, per dire che il costo della vita tra Napoli e un piccolo comune è molto simile, mentre la differenza del costo della vita tra Roma, Milano e, che ne so, un comune piccolo della stessa regione è del 20%, che anche lì, diciamo, non è poco, no? E la differenza di costo della vita tra grandi e piccoli comuni è invece minima, intorno al 2%, tranne che in Basilicata, dove supera
il 15%. Abbiamo già detto dell'11% appunto la differenza all'interno del manco comune. Allora, in un piccolo comune del Lazio il costo della vita supera quello di un piccolo comune della Basilicata del 28%. Tra le regioni del nord e del sud il divario è enorme. In un piccolo comune lombardo la vita costa, come dicevamo prima, il 43% in più di un piccolo comune della Basilicata, e un discorso simile vale per i grandi comuni. In un grande comune del Lazio la vita costa il 15% in più che in uno della Basilicata, mentre tra un grande comune lombardo e uno lucano la differenza è del 28%. E infine, appunto, torniamo al discorso delle grandi città, nelle aree metropolitane. A Milano il costo della vita è maggiore del 10%, per esempio, rispetto a quello di Roma e di Firenze, mentre, lo dicevamo prima, rispetto a Napoli o Palermo la differenza è del 50%. Di fronte a questi numeri viene naturale chiedersi come uscirne, come uscirne. Abbiamo appena fatto un po' di conti, prendendo i dati dell'osservatorio conti pubblici dell'Università Cattolica, quello diciamo guidato da Carlo Cottarelli, dove emerge, per fare un banale esempio, che il costo della vita tra Milano e Roma, tra Milano e Napoli è del 50% superiore a Milano. Gli stipendi però, soprattutto nel pubblico impiego, sono uguali, perché si vuole l'uguaglianza. A parte che, tra l'altro, diciamolo tutto, quando si parla di salario minimo, cioè col salario minimo a Milano dov'è che vai? Nel senso, noi famosi 8-9 euro all'ora. A parte che io dico sempre, più che puntare al salario minimo, io se fossi un sindacalista, io se fossi uno, come dire, progressista nel senso classico del termine, che penso a migliorare il benessere delle cosiddette masse, soprattutto quelle meno agiate, io punterei al salario massimo più che al salario minimo, no? Cioè, perché anche lavorare per avere il minimo mi sembra una battaglia di retroguardia, non proprio da progressisti. Ma detto ciò, dicevamo appunto come se ne esce. È ovvio che bisogna puntare su le gabbie salariali, no? Sono state abbandonate per 50-60 anni, ricordo, ne sono morte praticamente, anzi sono state uccise dall'autunocaldo nel 1969-70, e facendo quattro conti siamo nel 2026, sono passati 65 anni circa, anche un po' di più, e bisogna tornare, anzi no, sì, no, 55 anni, scusate, no, stavo dicendo un'eresia, 55 anni, e però bisogna tornare indietro. Forse perché, tra l'altro, faccio una piccola parentesi, il ministro Giorgetti l'altro giorno, pochi giorni fa, alla Kermesse della Lega, quella di Roccaraso, ha detto che anche i comuni dovrebbero rottamare le cartelle, no? I comuni dovrebbero anche avere il potere di, diciamo, andare a fare il recupero delle cartelle, delle multe non pagate, delle tasse non pagate, no? Cioè, il tema qual è? Che il comune, ovviamente non il comune da 500 abitanti che non ce la fa, ma chiaramente quando si riunisce un consorzio o i macro comuni dovrebbero avere maggiore autonomia. Perché proprio, e ritorniamo sempre al solito discorso che qui diciamo, ragioniamoci sopra, la maggiore autonomia porta alla maggiore responsabilità, un maggior controllo e a maggiori servizi verso i cittadini, perché poi i cittadini li vedono, perché dicono: se tu vai a recuperare le multe, ricordo che a Napoli una multa su due non viene recuperata, cioè faccio un esempio banale, poi dopo Napoli va in predissesto e poi si deve firmare un accordo, come è successo, parlo del comune, come è successo durante il governo Draghi, dove lo Stato concede mega prestiti e alcuni ce li mette proprio direttamente dello Stato per coprire i buchi, perché poi c'è un bilancio che è emerso e un bilancio che non è emerso, senza discutere, se vi ricordate, di Roma Capitale, che per certi versi noi abbiamo dato per anni 300 milioni all'anno per tappare un buco. Ovvio che Roma ha delle esigenze diverse rispetto al comune di Forlimpopoli, per fare un esempio, e ne siamo consapevoli tutti, però a volte magari una gestione magari meno allegra, tanto pensando al fatto che comunque qualcuno paga, ma invece bisognerebbe che pagasse qualcuno,
dei cittadini di Roma, che poi ne beneficiano tra l'altro delle opere, di tutto quello che viene fatto. Beh, chiaramente non è che è fatto solo per i turisti, ma anche per i cittadini. Ma detto questo, detto ciò, torniamo al discorso di come migliorare il costo della vita e il potere d'acquisto di chi vive al nord rispetto a chi vive al sud, perché poi alla fine il tema è quello, no? È ovvio che bisogna andare verso le gabbie salariali nel pubblico impiego, c'è poco da dire, gabbie salariali nel senso che le regioni dovrebbero avere il potere di dire ok, ti aumento lo stipendio, a te infermiere, a te insegnante, perché poi no, a te che lavori nel trasporto pubblico, perché poi dopo, diciamola tutta, non trovi più neanche chi guida l'autobus, no? Perché se io devo pagare uno o il postino, banalmente, se io devo pagare uno che venga al nord, ma ti dice col cacchio che vengo, se la vita rispetto al mio piccolo comune, non so, del sud costa magari il 60-70% in più, tutto quello che mi dai dove lo spendo? Cioè non vivo, spendo in affitto, poi vado a lavorare, torno a casa, non mangio. È ovvio che uno dice, beh, allora sto a casa. Oppure vado all'estero, dove c'è uno stipendio ben più alto. È ovvio che scappo, tra virgolette, dalla mia terra, ma allo stesso tempo guadagno. E invece se rimango nel territorio nazionale, ma di fatto porto a casa solo le spese vive proprio per mantenermi, è un controsenso, no? Ma non è una colpa, è proprio un ragionamento di un essere umano normale. C'è chi dice che con le gabbie salariali aumenterebbero le disuguaglianze. Secondo me in realtà forse aumenterebbe il PIL, nel senso che anche delle zone cosiddette disagiate, per un semplice motivo: se non è che le gabbie salariali devono seguire il costo della vita, no? Se l'inflazione è più cara in un determinato territorio, per esempio Bolzano è una delle città dove l'inflazione aumenta sempre di più rispetto magari ad altre città. Allora, se il costo della vita è più caro lì, è ovvio che devi seguire praticamente adeguare lo stipendio lì affinché la gente non scappi da Bolzano, faccio un esempio. Uno dice, vabbè, ma poi che ne so, a Caserta, adesso dico un nome a caso ovviamente, o in Puglia, avremmo degli stipendi sempre più bassi e non competitivi con quelli del nord. E però c'è un altro aspetto della medaglia. L'investimento di un'azienda magari potrebbe andare invece al sud, perché non è detto che se io fossi un imprenditore e scopro che magari mi è più vantaggioso, adesso c'è anche la ZES, no? Cioè lo Stato mi dà quindi la zona economica speciale, lo Stato mi dà dei contributi se vado a fare un investimento dove c'è la ZES, cioè praticamente dalle Marche e l'Umbria fino alla Sicilia è ZES. Ci sono delle agevolazioni molto interessanti a livello fiscale e contributivo, più fiscale che contributivo per chi apre un'attività. Se poi io imprenditore trovo anche un costo della vita, uno stipendio tra virgolette che magari mi permette di essere più competitivo rispetto ad aprire un'attività provincia di Verona, faccio un esempio, magari vado ad aprire lì l'attività. Questo cosa mi comporta? A, non vado a delocalizzare, B, resto nel territorio italiano, C, faccio crescere un territorio che magari era rimasto indietro, e non è che quello di Verona, dove non è stata aperta l'attività, chiude, ma perché a Verona faranno altre attività, no? Ci saranno, cioè, lo ricordo sempre che Keynes, uno dei più grandi economisti della storia, diceva che in base i lavori non cesseranno mai e cambieranno sempre perché si adegueranno alle esigenze degli esseri umani, e questo è naturale, è sempre successo, i lavori cambiano, le necessità degli esseri umani e delle persone cambiano, e nello stesso tempo si va sempre verso un progresso vero e proprio, perché l'essere umano tende a questo obiettivo. Per cui dicevo, potremmo anche con le gabbie salariali, niente per po' di meno, che far aumentare il PIL del Sud, perché adesso il PIL del Sud sta beneficiando, che cresce in termini percentuali, ovviamente non in termini assoluti, ben più del Nord, ma essendo, o comunque in questi anni è successo questo, perché? Perché c'era il PNRR, c'è il PNRR, Piano di Resilienza e Ripresa, che però finirà finirà quest'anno perché sapevamo tutti che il 40% dei fondi del PNRR devono essere destinati al Sud, chiaramente per ridurre i gap, la coesione, tutto quello che volete, ma se finisce, diciamo, l'intervento pubblico,
voi mi capite che bisogna lavorare in un altro termine, pensando ai prossimi anni. I prossimi anni che vengono da che secondo me possono derivare appunto dalla ZES, cioè questa zona economica speciale di cui beneficia il territorio del centro-sud fino praticamente alle Marche e l'Umbria. Tra l'altro voglio dire che la Toscana ha fatto un accordo con l'Umbria per fare delle cose insieme su sanità e non solo, quindi approfittando anche di questa ZES. E poi c'è un tema appunto di salari, il che non vuol dire, perché se aumenta poi la produttività al sud, è ovvio che aumenteranno anche i salari, perché saranno gli investimenti, aumenteranno anche i salari. Quindi è un esperimento, un progetto che porta a un miglioramento dei salari sia al sud che poi al nord, perché al nord nasceranno altre esigenze, come dicevo prima, nuove esigenze, nuove attività, ovviamente, che porteranno maggiori aumenti di stipendio, ovviamente in base alla volontà degli imprenditori, perché non è che lo Stato determini gli stipendi, un conto è a livello del pubblico impiego, un conto è a livello del privato. Però ripeto, tornando al discorso del pubblico impiego, cioè il pubblico impiego, se al sud fosse un po' più alto non ci sarebbe la fuga verso il nord o verso l'estero, ma soprattutto rimarrebbe la gente al sud, perché avrebbe delle possibilità. Questo per quanto riguarda, il tema qual è? Andiamo a dire del pratico. Al nord bisogna aumentare gli stipendi del pubblico impiego per avere la gente che va dal nord. Al sud si può, grazie al fatto che gli stipendi magari sono più bassi perché legati a un costo della vita più basso, quindi un potere reale, tra virgolette, maggiore rispetto a quello del nord, si può incentivare l'investimento di imprese, il che cosa porta a più posti di lavoro, nessuna fuga e di conseguenza nel medio periodo a maggiori stipendi, E invece, secondo la CGA, con questo sistema cosa troviamo? Che le previsioni dicono, per quanto riguarda il 2026, dicono che il PIL aumenterà, dovrebbe almeno aumentare dello 0,86% in Emilia Romagna, dello 0,78% nel Lazio, dello 0,74% in Piemonte, poi più 0,7% Friuli, più 0,7% Lombardia. E invece troviamo in fondo alla classifica chi? Calabria più 0,2%, Basilicata più 0,2%, Sicilia più 0,3%. Voi mi capite che se non si interviene in maniera non ideologica ma pratica appunto sugli stipendi, oltre che sulla pubblica amministrazione con l'autonomia e tutto quello che diciamo sempre noi, è ovvio che le differenziazioni, la forbice tra nord e sud si allargherà sempre di più a danno dei cittadini del sud e dei cittadini del nord. Noi ci sentiamo la prossima settimana, Radio Libertà, ragioniamoci sopra, Giuliano Zulin, sempre dalla parte delle regioni e dei territori. Buona autonomia a tutti. Ciao.